Sesta corsa, la seconda tris, un confronto per 15 sulla distanza del miglio. Sharif Deirum, Villepelì, Vania del Ronco, Vittorio Jet, Vento degli Vulcano dei Venti, scusate, Uragano. In seconda linea Vivienda, Uriel Francis, Uronometro LG, Rob Mabel, Vera degli Ulivi, Vento Adri. In terza Virus, Volpelli, Vergnacco Jet. In chiusura Sharif Deirum, il favorito numero 1, macchina che accelera. Sharif Deirum veloce, superato però da Vania del Ronco, che conquista la testa, mentre al largo è veloce anche Vittorio Jet, ma non riesce a trovare la Numero posizione. 11 Vera degli Ulivi, La squalificato. squalifica per Vera degli Ulivi, mentre in vantaggio c'è Vania del Ronco nei confronti Numero di Sharif 9 Deirum. Uronometro Anche LG, Uronometro squalificato. 16 i primi 200, se l'è presa comoda Igor Guasti con Vania del Ronco che è al comando. Tiene al largo Vittorio Jet, mentre lungo la corda segue Sharif Deirum, precedendo Villepelì e via via gli altri, con la terza ruota ora di Vulcano dei Venti, che progredisce dopo 450 metri, avvicina il leader, la leader Vania del Ronco, anzi il leader, scusate, Vania del Ronco è un maschio, mentre in terza ruota vediamo subito Volpelli, e i 600 se ne vanno in 47,8. Volpelli in terza ruota si profila sui primi e c'è anche la progressione del numero 13 Virus, quindi i due cavalli della terza fila che cercano di fare la corsa a un giro dalla conclusione. Volpelli che scatta, supera Vulcano dei Venti e si porta a ridosso di Vania del Ronco. Volpelli è deciso nell'attacco, chilometro che se ne va in 1,17,3 ma 14,5 questa frazione. Volpelli insiste, attacca con estrema decisione a 500 dal palo. Volpelli in grado di avvantaggiarsi già a 450 dall'arrivo e di scendere in corda all'attacco della curva conclusiva. Volpelli in vantaggio, inseguito da Sharif Deirum, più indietro c'è Villepelì. Numero 6 Volpelli in vantaggio a metà della curva finale, avvicinato da Sharif Deirum e questi due sono nettamente in vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo. In terza posizione passato Villepelì, retta d'arrivo con Volpelli in vantaggio. Volpelli sotto l'attacco di Sharif Deirum, deve impegnarsi Volpelli contro Sharif Deirum che guadagna terreno. Volpelli si difende, Sharif all'attacco, Volpelli su Sharif Deirum. Al terzo Villepelì che precede Vulcano dei Venti. Volpelli con ultimi 400 in 29,8, 1,15,6 il ragguaglio conclusivo. L'avevamo detto dalla terza fila, sarebbe stata dura, ma Volpelli è un cavallo che ha tanta qualità e oggi ha ritrovato la sua miglior vena per controllare un Sharif Deirum comunque che finisce molto forte al suo esterno, guadagna terreno, ma sul palo deve concedere ancora una testa all'avversario. I due nettamente avanti al resto del gruppo, capeggiato da Villepelì, che chiude così il discorso tris per un ordine d'arrivo che recita 14-1-2.